Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi sabato 23 gennaio 2021. Come sempre vi ringraziamo per gli ascolti, come sempre abbiamo 3 giornali di riferimento, in particolar modo oggi il Gazzettino di Rovigo, e andiamo subito alle notizie. Partiamo dalla prima pagina del Gazzettino Nazionale. Arancioni per altri 7 giorni, sappiamo che il Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno confermato il colore. Zaia, nostri dati da giallo ma piena fiducia nei tecnici. La classificazione sarà aggiornata venerdì, caso Lombardia rossa per numeri sbagliati. Poi all'interno c'è tagli Pfizer, ora si punta sui vaccini russo e cinesi, contatti in corso tra l'EMA e la Sinovac, Veneto pronto a immunizzare gli over 75. Ecco, tanto per dire che avevamo criticato, detto che erano bufale i vaccini russi, il famoso Sputnik, e invece adesso ci dobbiamo rivolgere anche a loro. E infatti la corsa all'immunizzazione, caos vaccini, sulle consegne ora frena pure AstraZeneca, Londra variante più letale. Che dire, no comment, come diciamo spesso. E sempre dalla pagina nazionale, Veneto e Friuli arancioni per un'altra settimana, avevamo dati da giallo, ma come? Zaia, contagi in calo e meno ricoveri, ma rispettiamo il verdetto dei tecnici. Siccome i numeri sono importanti, 4.610 le persone vaccinate in Veneto che hanno avuto prima e seconda dose. 1.054 i richiami effettuati ieri, le iniezioni sono crollate per i ritardi. 8.501 le vittime venete da Covid dall'inizio dell'emergenza e 1.100 i nuovi casi contati dai bollettini regionali delle 8 e delle 17. Andiamo adesso alla pagina di Rovigo, anche questa è piena di notizie sulla pandemia, sul Covid, vaccini e mancano oltre 1.000 dosi, negli ultimi giorni drastico ridimensionamento di nuove inoculazioni, arrivato un terzo dei flacconi Pfizer annunciati. Oggi riprende la campagna di richiamo delle RSA, la settimana prossima arriveranno poco più di 3.500 pezzi. Faccio solo un appunto, un virologo ieri diceva che se la seconda inoculazione sarà posticipata, probabilmente il protocollo e la sicurezza per quanto riguarda il vaccino di essere efficace al 90% probabilmente cadrà. E qualcuno ha detto non fare la seconda vaccinazione, il secondo richiamo è criminale. Meditiamo gente, meditiamo. Avanti tutta con i richiami, ma stop a nuove vaccinazioni. E poi c'è questa iniziativa dell'Aliper, in 300 a fare la spesa e anche il tampone. L'Aliper ha ospitato la postazione a Rovigo capoluogo, per la ricerca sostenuta dalla regione. L'obiettivo è comprendere quanto il virus sia penetrato nelle province. C'è poi questo appello di Marco Campion, che è presidente dell'associazione della Confartigianato, perché il governo intervenga perché gli operai che mangiano all'aperto e senza servizi. Alto Polesine, 30 testimoni a deporre in aula per il prete esorcista, è accusato di stalking nei confronti di un disabile e di una psicologa. Poi Lendinara, il ponte di piazza chiuso per 6 mesi, da anni presenta dei problemi di staticità, forse aggravati dai lavori e delle tubazioni. Sistemarlo costerà 110.000 euro e il cantiere obbligherà ad una rivoluzione della viabilità. Come abbiamo detto altre volte, anche su suggerimento di un amico Paolo Bellini, la piccola Atene, Lendinara così definita. Poi c'è un articolo su la piazza web, è un'intervista che ho fatto personalmente all'assessore di Adria Andrea Micheletti, che spiega l'iniziativa Una panchina gialla per Giulio Regeni. Lunedì sarà inaugurata una panchina appunto gialla simbolica davanti alla biblioteca per sensibilizzare questa verità che manca appunto nei confronti dell'omicidio di Giulio Regeni. Complimenti anche ad Adria, ricordiamo, l'abbiamo detto anche gli altri giorni, che ha proposto la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, e questo gliene fa merito all'amministrazione Barbierato. E sempre per quanto riguarda le cose che Made in Polesine sta facendo, anche in collaborazione in questo periodo con la piazza web, vi ricordiamo il nostro appuntamento settimanale Made in Polesine per Radio Diva. Perché lo ricordiamo? Perché siamo arrivati a 280 puntate e ringraziamo naturalmente sia Radio Diva che ci ospita e Davide Stefanelli, che è mio partner in questa avventura.
Pagina della Voce di Rovigo, prima pagina, restiamo ancora arancioni, anche qua una giornata infinita, un tira e molle, rinvii, poi in serata la decisione, e anche qua appunto si sottolinea il fatto che purtroppo siamo ancora arancioni, non gialli. E per finire, Corriere del Veneto, Padova e Rovigo, in prima pagina, RT sotto l'1 ma resta l'arancione, e Zaia chiede al governo di acquistare i vaccini russi o cinesi, no a preclusioni. Abbiamo già detto che prima che ci sembra una vera capriola o giravolta. Come sempre chiudiamo con una vignetta ricavata dal Gazzettino Nazionale. La vignetta: PD e Movimento 5 Stelle non temono le elezioni, temono solamente i risultati. Come sempre vi ringraziamo per la vostra fedeltà, i vostri ascolti e le vostre interazioni con quello che scriviamo e pubblichiamo. Da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi, seguite le nostre pagine, seguite YouTube e ciao ciao a tutti voi. Buona domenica!